Ciao a tutti e a tutte, io sono Lucia, in arte Acqua Distillata e sono un artista da Rover Basso di Codogno. Cuore, non dirgli ti amo, sarà la fine. Cuore è una sorta di ninna nanna o è una sorta di promemoria, perché io sono una persona che tende un po' a farsi male, o meglio, non mi ricordo, faccio sempre gli stessi errori, perché finché non mi faccio male devo per forza provarci a rifare le cose. E Cuore invece è un promemoria per ricordarmi di prendermi cura del mio cuore prima di tutto e di lasciare andare. È stato proprio un prendermi per mano e dire: stai tranquilla, butta via le cose, ricomincia da 3, come dice Troisi, però fai le cose un passetto alla volta. Il progetto è nato sia per un gioco, ma anche proprio inconsciamente come un'esigenza mia di mettere ordine alle cose, specialmente perché venivo da un periodo un po' così, e quindi chiudersi proprio in cameretta, nel posto safe della casa, e in una casa che tra l'altro non sentivo mia in quel momento lì, quindi era proprio come se fossi in una bolla, dentro questa bolla, e dove dovessi parlare con Lu, ma soprattutto avere questa conversazione tra Lu e quella che sarebbe diventata poi Acqua, che la considero una seconda personalità, anche se hanno molte cose in comune, Lu e Acqua dico, però con cui chiacchierare e non aver paura di dire una cosa sbagliata o di non essere capita, perché alla fine più di me chi è che può capirmi. E da lì poi sono nate le canzoni, piano piano, raccontando un po' di quello che mi era successo di base. Cosa mi perdi in un'altra città? Come genere non saprei classificarmi. Io di solito, quando la gente me lo chiede, dico faccio la musica triste, perché alla fine è tipo 1 più 1 uguale, quella roba lì. Perché di base penso sia classificabile, come musica indie, però non mi piace classificare le cose, metterle dentro dei contenitori, eccetera. È musica, secondo me, per le giornate di pioggia. Quando sei a casa, magari sei un po' giù, oppure no, perché la pioggia può essere sia positiva che negativa, però sì, penso sia musica per star tranquilli, per prendersi un momento e se si vuole piangere, se si vuole ridere, se si vuole stare sotto le coperte, ecco, la definirei musica da coperta. Spero che la chiacchiera vi sia piaciuta e se vi va ascoltate la musica sulle piattaforme digitali. Potete trovarmi su Instagram come Acqua Distillata. Prendetevi cura del cuoricino e ci vediamo presto. Ciao ciao!